High Society. Il PD caccia Ossoni, per Venezia la Lega pensa al modello Verona e Padova, è l'articolo di Andrea Accorsi che spiega appunto quello che è successo a Venezia con il patteggiamento del sindaco, il ritorno in pompa magna per poter continuare a fare il sindaco anche da condannato, anche se la condanna diciamo è abbastanza contenuta perché ha patteggiato la pena, ma evidentemente è una condanna a tutti gli effetti, è una missione di colpa. Il sindaco si è dimesso e sta sparando a zero in maniera veramente a palle incatenate contro il partito che lo aveva implorato di fare il sindaco, non avendo questo partito stesso, e cioè il PD, facce di persone spendibili sul territorio di Venezia. Anche il sindaco, ex sindaco ormai Giorgio Ossoni, è rimasto stritolato dal sistema PD, il famoso sistema Sesto, il sistema Montepaschi di Siena, il sistema Gabbietta, il sistema insomma dei finanziamenti facili, cash e assolutamente occulti. E intanto alla Regione Veneto, a proposito di regioni virtuose che vengono sistematicamente rapinate, la regione del nostro grande Luca Zaia è pronta a saldare i debiti con le aziende che appunto hanno fatto lavori all'amministrazione. La cosa assolutamente incredibile, e la notiamo in questa dichiarazione di Zaia: potevamo pagare con soldi nostri bloccati dal patto di stabilità, ma il governo ha voluto fare la banca e ha chiesto gli interessi. Avete capito? Invece di lasciare utilizzare a Zaia i soldi della Regione Veneto a costo zero, i soldi della Regione Veneto non si toccano, praticamente glieli presta lo Stato chiedendo pure degli interessi. Questo è veramente uno stato di usura. Veneto più indipendente dopo il sì al referendum, e ce lo pagheremo noi. Anche questo reportage dal Veneto fa riferimento appunto all'approvazione della legge che istituisce il referendum con un quesito molto chiaro, molto semplice e assolutamente epocale: volete che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Ci sono le dichiarazioni della nostra brava europarlamentare Mara Bizzotto, che ha portato parecchie volte la questione dell'indipendenza del Veneto all'attenzione del commissario dell'UE Barroso, pronti ad andarcene da questo stato in totale rovina. Forse a Roma non si sono ancora accorti che facciamo sul serio. E poi anche le dichiarazioni di Roberto Ciambetti: il nostro è un atto di legittima difesa. Sempre dalla Padania le pagine di quello che sta succedendo a Roma, in particolare in casa del PD. Abbiamo visto in questi giorni le grane che sono arrivate a pacchi veramente piuttosto grossi in casa di Renzi, a partire da quello che è successo a Venezia, con quello che sta succedendo all'interno, con le epurazioni. PD, partito ormai che è pronto per cambiare il nome, in partito che dovrebbe togliere la parola democratica, visto le affermazioni di Renzi, tra le quali quello che mi ha colpito più di tutte è stata che il Partito Democratico non è un taxi, e in effetti Renzi ha ragione, ha trasformato il partito ex democratico nella sua automobile privata e solo lui decide chi può salire e chi scendere. Il caso di Corradino Mineo, Felice Casson, Vannino Chiti e altri esponenti di spicco oggi praticamente verrà al nocciolo. Oggi tutti i nodi verranno al pettine, c'è la direzione del Partito Democratico, ma ovviamente per mantenimento di posizioni e di poltrone sicuramente Renzi l'avrà vinta, anche perché poi insomma gode di favori assolutamente divini. Intanto a Cantone superpoteri contro la corruzione, le riforme no, nuove tasse, questo è il concetto. Non per niente alla discussione sul decreto IRPEF la Lega abbandona l'aula. Non ci prestiamo a inutili teatrini.
Governo e PD, denunciano Guido Guidesi e Emanuele Prataviera, stanno mandando in onda una ridicola sceneggiata. Sappiamo che imporranno la fiducia dopo aver negato il confronto in commissione. E oggi inscenano un'inutile discussione pur sapendo che il provvedimento è blindato e non può subire variazioni in aula. Una presa in giro degna di Renzi e del PD a cui noi non ci prestiamo. Quattro ciacole di Iezzi con il deputato della provincia di Milano, non tanto milanese, Marco Rondini. E poi l'invasione indiscriminata e incontrollata, i segreti dello scafista, per un viaggio prendo $6.000, la stazione centrale di Milano invasa da profughi, e il trafficante appunto di merce umana che racconta: dopo 14 ore di navigazione ho chiesto il telefono al passeggero, ho chiesto i soccorsi, c'è addirittura un gruppo Facebook con i consigli di viaggio. C'è da dire che l'altro giorno Radio Padania ha mandato la diretta dalla Camera della discussione che si stava facendo a seguito degli emendamenti di Lega Nord e Forza Italia contro l'operazione Mare Nostrum, e devo dire che a sentire parlare esponenti politici al di fuori di quelli della Lega, sembrava di sentire veramente tutti i deputati eletti dal partito dell'invasione. E intanto a Palermo sbarcano 624 clandestini. Del debito pubblico abbiamo già visto, un nuovo record, dove è il più alto d'Europa, ha battuto quello tedesco, anche se diciamo i metodi per diciamo calcolare i debiti sono un po' diversi. Comunque era il più alto in assoluto quello tedesco, e adesso è stato superato da quello italiano. Intanto, a proposito di euroscettici, mi sembra che il gruppo si allarga. Secondo un'indagine promossa da Alessandro Giordani e Velina Lucà, praticamente richiesto dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea, è venuto fuori che il 79% non si sente rappresentato dall'Unione Europea. Anche qui veramente c'è qualcuno che fa il furbo. Se il 40% vota il partito europeista di Renzi e il 20 e passa per cento vota l'altrettanto europeista partito di Grillo e fanno il 60%, viene da chiedersi quale dei numeri è taroccato, se il 79% o il 60%. E anche qui rientra anche questo nei misteri italiani. Expo Maroni, il mio è un allarme, non una polemica, segnali di disgelo da Roma. Dopo gli scambi di battute dei giorni scorsi arrivano i poteri a Cantone, ma il governatore si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ho rimandato a Renzi e Martina la lettera che avevo già inviato a marzo, e infatti tutte le urgenze e la rapidità che promette Renzi sono urgenze che vengono poi evase nell'ordine dei mesi. Beh, anche qui, fra l'altro, io ho sentito un interessantissimo colloquio ieri sera su Glass TV, mi sembra, con l'ex senatore Roberto Castelli, che è un colloquio veramente a 360 gradi, in cui è stato veramente molto molto bravo, ha spiegato molto bene come tutte queste cose di questi nuovi commissari siano cose assolutamente inutili, perché già previste delle leggi anticorruzione, per cui basterebbe applicarle in maniera un pochettino più concreta. Ma il problema, come ha rilevato Castelli, si pone quando il controllore diventa poco affidabile, e allora c'è stata una citazione in latino, appunto: chi controllerà i controllori? E questo è un po' il problema di fondo in tutte le cose italiane. I furti abitazioni, manette, bande sudamericane, eccetera eccetera, niente di nuovo. È un prodotto che aumenta in maniera esponenziale, come in maniera esponenziale aumenta chi poi li compie, arrivando qui migliaia e migliaia al giorno. La pagina degli appuntamenti: oggi ci saranno ancora dei banchetti di gazebo per la raccolta delle firme sull'ultimo quesito referendario, cioè quello che propone il ripristino della legge contro la clandestinità. Sulla Padania c'è una mezza pagina con l'elenco di alcuni banchetti. Ovviamente
c'è anche il numero di telefono a cui rivolgersi, fra l'altro saranno presenti anche in località di villeggiatura parecchi banchetti della Lega, per cui come di consueto il numero amico 02 66 234 234 e poi i consueti siti internet www.leganord.org e www.vieniafirmare.org. L'ultima pagina della Padania, la quarta di copertina, ripropone le 10 domande alle quali Alfano non rispondere. Alfano è praticamente un ministro ectoplasma, consente che continuino ad invadere questo paese, non fa nulla per difendere le frontiere, non fa nulla per difendere i propri concittadini, se non avvallare il fatto di utilizzare le nostre navi da guerra, quelle che non dico che dovrebbero sempre attaccare qualcuno perché è assolutamente impensabile, ma quantomeno difenderci, vengono utilizzate addirittura per andare a prendere in Africa direttamente i nostri nemici. Io penso che anche Alfano farà come l'ex ministro Chienghi e non risponderà mai ai sacrosanti quesiti che pone la Padania. Lasciamo il quotidiano della Lega Nord, passiamo al Corriere della Sera. Appalti statali, così si cambia. Parte o dovrebbe partire o partirà, chi lo sa, la riforma della pubblica amministrazione. Corruzione intanto anche qui sul Corriere, più poteri a Cantone, e una donna all'Agenzia delle Entrate sostituisce il dimissionato Befera, attenzione, è stata nominata una donna, Rossella Orlandi, all'Agenzia delle Entrate. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'editoriale di Enrico Marro, fretta necessaria, cautela legislativa. Il 30 aprile Matteo Renzi, annunciando la riforma della pubblica amministrazione, aveva detto: preferirei fare un disegno di legge ed evitare il decreto. Invece ieri in Consiglio dei Ministri è entrata una bozza di un decreto mostro di circa 120 articoli, un centinaio di pagine di testo, eccetera, eccetera. Anche questo, se è una semplificazione, poi lo vedremo tra qualche tempo. Il caso Venezia, le dimissioni di Orsoni e l'ipocrisia dei democratici, un bel articolo di Antonio Polito a cui daremo un'occhiata. E poi, per quello che arriva dagli esteri, in particolare dal Medio Oriente, trincee e profughi nel paese sconvolto dal Qaeda, al confine, al fronte tra curdi e iracheni che preparano la resistenza. Quello che sta succedendo nell'Iraq è la manifestazione dell'ennesima disfatta della politica estera di Obama. Dopo le famose guerre per portare la democrazia, Al-Qaeda e gli integralisti islamici si stanno riprendendo l'Iraq. Dicevo dell'articolo di Polito. La ramazza renziana ha spazzato via dalla sua poltrona il sindaco di Venezia, ma il semplice fatto che Giorgio Orsogna abbia potuto anche solo pensare di restarci dopo aver patteggiato una pena a 4 mesi di reclusione per illecito finanziamento ci fa chiedere come ci sia arrivato su quella poltrona. Per come l'ha ricostruita lui stesso, sembra la storia di un sindaco a sua insaputa. Dal punto di vista del potere reale, il vero sindaco di Venezia era infatti il Mazzacurati, patron del consorzio Venezia Nuova, una cosa a metà tra l'azione parallela e una cassa depositi e prestiti per politici bisognosi. Il sindaco finto con devozione chiamava il sindaco vero, che aveva appena ottenuto 230 milioni dal CIPE, e implorava: non è che in quei milioni ci sia qualche spazio? Per quanto si dichiari un colpevole non informato dei fatti, dal punto di vista politico Orsoni ha tradito la fiducia dei veneziani. L'avevano preferito a Brunetta e invece non era all'altezza. Però il nuovo PD renziano non può credere di poter vendere la pelle dell'Orsoni prima di aver ucciso la bestia che lo manovrava come un burattino, la macchina da soldi dei democratici che mandava il povero finto sindaco in giro per Venezia col cappello in mano. Le pressioni per avere soldi si sono fatte sempre più forti, quasi esclusivamente da parte di esponenti PD, racconta Orsoni ai magistrati. Il segretario Mognato, all'epoca segretario provinciale, e poi attorno c'erano un po' tutti, in particolare Zoggia,
allora presidente della provincia, e tanti altri minori della segreteria. Lo sventurato rispose: pur ponendomi problemi di opportunità, accettai che il finanziatore fosse Mazzacurati, quindi lo sollecitai. Dunque Ossoni, scrivono i PM, si è prestato, non opponendosi a una strategia di finanziamento occulto elaborata dai vertici del partito. Dunque il problema è il partito, è il suo sistema di finanziamento. Invece la nota con cui Deborah Serracchiani, vice segretario nazionale PD, ha licenziato Ossoni, trasuda ipocrisia. Si dichiara umanamente dispiaciuta della condizione in cui si trova Ossoni, come se fosse una malattia, un accidente, un lutto. Ma dopo quanto è accaduto ieri abbiamo maturato la convinzione che non ci siano più le condizioni perché prosegua nel suo mandato di sindaco di Venezia. Siccome quanto è accaduto ieri è che Ossoni ha confessato ciò che i vertici del partito gli hanno fatto fare nel passato, di che cosa veramente il PD accusa Ossoni? Di averlo fatto o di averlo detto? E soprattutto, ora che succede a tutti quelli che gli hanno detto di farlo? E questa mi sembra una domanda assolutamente pertinente. E poi un ritratto appunto di Davide Zoggia, ex astro nascente, finito in disgrazia anche lui per la sua accanita ricerca di fondi possibilmente neri a favore del partito. E per i guai dei partiti, oltre a quelli del PD, fra l'altro legati anche al dissenso interno, con appunto la dura presa di posizione di Miniero e di parecchi altri esponenti di spicco, ci sono anche i problemi dell'alleanza Grillo-Farage. Soldi al partito, Farage nei guai, ma Casaleggio difende il patto. Il leader inglese rischia un anno di carcere per tardiva dichiarazione dei fondi che ha ricevuto negli ultimi 14 anni per un ammontare di oltre 250.000 euro. Il Farage rischia una multa fino a 20.000 sterline e una condanna fino a 12 mesi di carcere, e questo fatto ha suscitato le polemiche dopo che sul web in ogni caso era stata accettata la proposta appunto di alleanza al Parlamento europeo fra Movimento 5 Stelle e il partito di Nigel Farage. Si preparano tempi pesanti per la Alessandra Mussolini, combattiva esponente di Forza Italia, che è stata eletta europarlamentare. Pare che stiano preparando un benvenuto come nipote del Duce, ma francamente se al Parlamento europeo ci stanno gente come Schulz e gente come Van Rompuy, io penso che la Mussolini ne abbia ben diritto. Bazooka e ronde di volontari, la guerra santa di Mosul. I reportage dall'Iraq viaggiano nel nord del paese. Qui i peshmerga curdi coordinano le difese contro i jihadisti che avanzano verso Baghdad. Obama prende tempo, non manderemo truppe sul terreno. Il presidente studia le opzioni militari, ma intanto anche quello che sta succedendo è la dimostrazione del fallimento totale della politica di esportazione della democrazia. Del resto non c'era neanche bisogno di questa ulteriore prova, basta vedere cosa è successo in Nord Africa, in particolare in Libia e in Egitto. Sempre dal Corriere, per quelle che sono le cronache di cronaca nera e politica, dell'Utri-in-cella a Parma, estradato dal Libano, la DIA gli sequestra 25.000 euro, i cellulari e l'agenda. E poi il caso Scajola, a cui sono stati concessi gli arresti domiciliari, mentre non sono stati concessi alla moglie di Matacena, esponente del PDL latitante. E poi un caso che scuote veramente Varese: frode al fisco da 63 milioni, arrestato Castiglioni, fondatore della Cagiva. L'imprenditore di Varese Gianfranco Castiglioni, arresti domiciliari con il figlio minore Davide e altri 2 manager del gruppo, accuse di illeciti tributari, evasione IVA, eccetera, eccetera. E a proposito di illeciti, case per 1 milione di euro, le strane spese del colonnello. Ecco le complicità di Mendella dentro la finanza. Investimenti immobiliari, provviste di denaro, movimentazioni finanziarie. La bella vita del colonnello Fabio Massimo Mendella è descritta nelle relazioni sugli accertamenti patrimoniali che
i pubblici ministeri gli contesteranno questa mattina in carcere. Sempre dal Corriere le pagine Tempi Liberi dedicate agli argomenti di attualità vacanziera, i viaggi, benessere, il cibo, la moda, il design, e poi, come di consueto, facciamo in tempo, sì, velocemente, prima della pubblicità del meteo, il dubbio di Piero Stellino, il trasformismo della nostra politica, è parte da quello che è successo nel luglio 24, con molti italiani che erano ancora fascisti, il giorno dopo la caduta di Mussolini, erano già tutti antifascisti. Nell'eventualità che il paese diventasse una repubblica come quelle sovietiche dell'Est Europa, erano parecchi di questa resistenza, che decisamente contava più personaggi di quanti numero di resistenti di quanti poi fossero in realtà. Questa diciamo nuovo vento che ha trasformato praticamente i fascisti in comunisti, faceva guardare al comunismo, e diventavano tutti comunisti senza avere letto cosa ha scritto Marx e ignorando che cosa fosse nella realtà. La loro adesione al comunismo non era ideologica, né tantomeno aveva origini classiste. Erano borghesi piccoli piccoli che si atteggiavano comunisti per opportunismo o stupidità, e avversavano più di quanto già non facessero i comunisti d'occhio chiunque la pensasse come loro, non la pensasse come loro, come fanno oggi i renziani dell'ultima ora. Si sarebbero trasformati qualche anno dopo in terroristi, con il proposito, ammazzando qualche inerme borghese, di fare la rivoluzione che i comunisti veri non avevano fatto e non intendevano fare, sulla base della convinzione di Lieni di Togliatti che l'estremismo fosse la malattia infantile del comunismo. La storia dei rapporti col comunismo di una parte della nostra borghesia è paradigmatica del trasformismo dal quale affetta la politica nazionale fin dal 1976, con la caduta della destra storica liberale e l'avvento della sinistra. Temo che essa ci dica qualcosa anche a proposito dell'improvvisa e cieca infatuazione per il Partito Democratico e per Matteo Renzi, di cui stanno dando prova tanti progressisti. Per carità, hanno tutto il diritto di comportarsi come credono. Vorrei che almeno ci risparmiassero a se stessi di confondere ciò che in democrazia è legittima critica con ostilità personale. Renzi non ha, come si diceva del Duce, sempre ragione. I suoi devoti estimatori si chiedono se forse qualche volta non è tutto oro quello che i media fanno rilucere nell'abile far finta di aver fatto del furbo capo del governo. Lasciamo il Corriere della Sera, lasciamo spazio alla pubblicità, al meteo, ci sentiamo tra qualche minuto. Almeno spero che sia così, altrimenti continuo. Scusate, ma io sono stato ingannato dal solito orologio di Radio Padania, che è come gli SMS, funziona come vuole lui, è avanti, dava già quasi le 35. Allora finisco con il Corriere Milano. Poteri a Cantone, Expo accelera, Pisapia, ora abbiamo più strumenti contro l'illegalità. E poi, per le belle pagine delle risorse, studentessa albanese costretta a prostituirsi ma riesce a fuggire, una vicenda che richiama un po' il film con Liam Neeson, Io vi troverò, con la figlia che va a Parigi per studiare, poi viene rapita e costretta alla prostituzione. Questa ragazza è stata invitata da una prostituta, con un trucco l'ha fatta venire in Italia, e altri connazionali l'hanno minacciata di morte, lei e la famiglia rimasti in Albania, se non si fosse prostituita. È stata trovata piangente da un automobilista che stava telefonando, è stata accompagnata alla stazione dei Carabinieri Binasco, e insomma per lei pare che sia veramente finita questa vita terribile. E poi il caso dell'architetto ammazzato dai negri in fuga, i marocchini che hanno a bordo di un'auto appartenente addirittura a un prestanome marocchino che si aveva intestato più di 60 automobili, piombati sull'auto ferma dell'architetto durante la fuga a velocità folle. L'architetto milanese è rimasto ucciso. Io spero, l'ho scritto anche su Facebook e non ho nessun problema a ripeterlo anche qui in radio, io spero che quando questi saranno
presi, se saranno presi, vengano sdraiati per strada e gli passi sopra più volte un tram della TM milanese. In caso contrario prepariamoci a vederli liberi dopo poco tempo, in quanto molto probabilmente si creerà tutta una serie di attenuanti, tale poverini erano magari drogati, ubriachi, non sapevano quello che facevano, oppure la colpa è dell'architetto che si è trovato sulla loro strada, e tutta una serie di amenità che permetteranno a questi signori di fare la fine della Zingaro che ha ammazzato il vigile urbano, cioè praticamente condanne assolutamente ridicole, assolutamente irrisorie. Passiamo, anzi no, non passiamo più, l'ora questa volta è esatta e allora vi lascio al mito e alla pubblicità. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Caldo, freddo, e in casa non c'è mai il giusto clima. Oh cazzo, è arrivato il tasso! Sì, da Climatizzazione Milano è arrivato il tasso zero. Puoi acquistare il tuo climatizzatore con pagamenti rateali a tasso zero, senza acconto e senza spese. Potrai contare su lavori eseguiti da personale specializzato e assistenza post vendita. Su tutti i prodotti, detrazione fiscale del 50%. Climatizzazione Milano, il climatizzatore padano. 02 39 46 93 18. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Per una casa sicura, nel rispetto dell'ambiente e con prodotti di alta qualità e design, scegli Serramenti Premazzi. Premazzi produce e installa serramenti di vario tipo: porte, blindati, sistemi anti-intrusione, porte sezionali, grate in acciaio e tapparelle blindate. Tutto con interventi rapidi e poco invasivi. Finanziamenti in 12-18 mesi a tasso zero e possibilità di detrazioni del 65%. Serramenti Premazzi, a Gorla Maggiore in Viale Europa 3, 0331 61 78 59. Serramentipremazzi.it. Vi aspettiamo! Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Ci sono momenti nella vita dove serve una buona parola, un giusto consiglio, un suggerimento che aiuti a far restare i tuoi cari sempre con te. Onoranze Funebri D'Antoni, con la massima competenza e professionalità, garantisce un attento e scrupoloso servizio a prezzi da vero amico. Servizio completo a 1.386 euro, escluse spese comunali. Inoltre, disbrigo pratiche amministrative. Onoranze Funebri D'Antoni, sedi a Milano e Interland. Info 800 910 217. onoranzefunebridantoni.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Firma! Non hai ancora firmato il referendum della Lega? Ecco l'ultima occasione per i ritardatari. Sabato 14 e domenica 15 giugno puoi firmare in tutti i capoluoghi di provincia e nelle località di villeggiatura. Cerca il gazebo su www.vieniafirmare.org oppure chiama il numero 02 66 234 234 02 66 234 234. Firma! Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera.
Buongiorno, dal centro geofisico prealpino vi parla Alberto Milani. L'anticiclone africano si ritira verso ovest e aria più fresca di origine scandinava raggiunge le Alpi. Il contrasto termico potrà innescare temporali fino in pianura, determinando anche un sensibile calo delle temperature. Le previsioni per oggi sabato: al mattino soleggiato, poi rapido aumento della copertura nuvolosa a partire dai rilievi, con formazione di grandi nubi torreggianti che porteranno piogge e temporali che interesseranno dal tardo pomeriggio in serata anche la fascia di pianura. Localmente fenomeni intensi con grandine e raffiche irregolari di vento. Domani domenica ancora molto nuvoloso con piogge sparse ma intermittenti, al mattino più intense e a carattere di rovescio temporale sulla pianura e l'oltrepo. Qualche occhiata di sole sulle Alpi, temperature in ulteriore calo. Lunedì nuvolosità variabile più estesa con ancora qualche possibile pioggia o temporale alla mattina sulla pianura e nel pomeriggio sulle Alpi. La tendenza per martedì e mercoledì ancora nuvoloso e solo in parte soleggiato, ancora possibile qualche isolato rovescio o temporale. Con questo concludo, auguro a tutti un buon fine settimana. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Eccoci tornati in diretta, riprendiamo con Libero. Questione morale nel PD, Renzi fuori i soldi delle tangenti. Il patteggiamento col quale il sindaco di Venezia esce di scena certifica che le mazzette non erano per lui ma per il partito. In attesa di capire quanto fosse ramificato tra i suoi il sistema illegale, il segretario restituisca agli italiani il milione confessato da Orsoni. E segue editoriale di Maurizio Belpietro. E sempre dalla prima pagina, mister 7% consulente al Ministero delle Infrastrutture, e sta parlando di Erasmo 5, accusato di aver preso le tangenti per le bonifiche, ha lavorato dal 2008 al 2011 alle infrastrutture, avrebbe fatto da link tra Dicastero e imprese. Dell'utile in carcere, ecco la vera storia raccontata dalle carte di Filippo Facci. Poi interessante appunto il reportage da Venezia, Orsoni si dimette, accusa il PD, scaricato dalla Serracchiani, il professore lascia la poltrona in polemica col Premier, il rottamatore replica, se uno patteggia è evidente che non può più fare il sindaco. Con il patteggiamento appunto del primo cittadino di Venezia, i giudici hanno riconosciuto che i fondi neri sono finiti nelle casse dei democratici, che adesso hanno una sola via d'uscita: restituire il denaro illegalmente incassato. Un'intervista con Massimo Cacciari, anche lui tirato in ballo, ex sindaco di Venezia, anche lui tirato in ballo da Orsoni, e si dichiara ovviamente assolutamente all'oscuro di tutto quello che è successo, non ha assolutamente la minima idea di quello che faceva il PD riguardo i finanziamenti, e anche lui dimostra di essere uno di quei personaggi, sono pochi a dire la verità, e tutti più o meno di un'unica parte politica, per i quali vale il famoso teorema poteva non sapere. Renzi rimanda pure la riforma degli statali, la critica che arriva da Fausto Cariotti: Matteo partorisce solo un topolino, vincono i no della CGIL e della magistratura. Ovviamente riguardo alla magistratura fa riferimento al fatto anche che utilizzerà il Senato, cioè la seconda Camera, quella che ha dichiarato assolutamente inutile e che si apprestava a fare sparire integralmente, in questo caso la utilizzerà per fare praticamente le riforme come vuole lui. Doppio stipendio dei consiglieri rimborsati per non andare in azienda, segnalato in particolare una fotocopia di beneficiati dal Comune di Bologna. Pare che oltre a prendere l'indennità di dipendente pubblico fosse praticamente riconosciuto in toto lo stipendio che prendevano prima di diventare dipendenti pubblici, per cui doppi stipendi, e la cosa non è per niente male. Intanto Renzi non fa prigionieri nel PD, oggi la resa dei conti all'Assemblea nazionale e il Premier avverte: il tempo delle mediazioni è finito, sulle riforme non accetto la palude, e evidentemente non si pone minimamente il dubbio se le sue riforme siano valide o no. Lui sa, perché gliel'ha detto Dio, che le riforme che lui propone sono quelle giuste. Per la serie Dove sono finiti riappare anche
Italo Bocchino, la famosa coppia storica con Gianfranco Fini, anche lui insieme a Di Pietro, ex Desaparecido. Ho sbagliato conflitto, torno al giornalismo. Bocchino, nuovo direttore del Secolo d'Italia. Per più di un anno ho deciso di sparire, ora appunto a riunire il centrodestra. E poi il gravissimo fatto di Milano, a cui dedica un importante editoriale Mario Giordano: ucciso dai banditi in fuga, ma il mandante è lo Stato. Perché nessuno ha controllato il nordafricano intestatario di 60 auto? Ora la domanda è questa: se tu, caro lettore per bene, avessi 60 auto intestate a tuo nome, lo sai, e che auto? Lo sai cosa ti accadrebbe? Più o meno quello che accadrebbe a me e a qualsiasi altra persona onesta. Avremmo la finanza attaccata al portone di casa, non ci lascerebbero dormire, ci chiederebbero conto di ogni valvola del carburatore, di ogni pneumatico di scorta, non passerebbe indenne al feroce controllo nemmeno il tappetino del sedile posteriore. Invece il prestanome americano niente. Lui ha potuto continuare a esercitare la sua attività illecita nella più assoluta tranquillità. Prego, s'accomodi, 60 non bastano, ne vuole ancora qualcuna? Faccia pure, ci mancherebbe, purché siano tutte illegali, mi raccomando, altrimenti si rovina il nome, anzi il prestanome. Invece il prestanome non si è rovinato, ma che si è rovinata la vita di un architetto professionista con la passione del design, uno che sicuramente aveva pagato bolla assicurazione, uno con l'auto in regola, insomma, a differenza di quelli che l'hanno invece ammazzato. Per il prestanome nordafricano tutto questo non vale, per il prestanome nordafricano non ci sono controlli, accertamenti, verifiche. Per lui la semplificazione c'è già stata, addirittura estrema. La burocrazia infatti è semplicissima, si limita a un comma, fa quello che vuoi. Se sei un delinquente puoi organizzare impunemente il garage della malavita, l'autonoleggio dei banditi, puoi registrarti 60 auto, distribuirle in giro, nessuno ti viene a chiedere nulla, nemmeno un inviato dell'agenzia delle entrate che si faccia una domanda assai banale. Scusi signor prestanome, ma lei chi è per avere tante auto così e pure di lusso? Il figlio segreto di Onassis, il cugino dello sceicco di Abu Dhabi, il nipote del principe del Bahrain? E via, e prosegue fino alla conclusione. Lo Stato non ti protegge dai delinquenti, non ti protegge dai prestanome nordafricani, anzi lo Stato perseguita l'onesto, lo rivolta come un calzino per vedere se ha pagato fino all'ultimo centesimo, poi però lascia che i disonesti scorazzino liberi, lascia che loro facciano quello che vogliono, lascia persino che loro ti uccidano un giorno di giugno sulla tangenziale di Milano. Oggi c'è la marcia di Roma a favore dei Marò, poi dagli esteri, anche qui l'Occidente è costretto ad affidarsi agli Ayatollah, Obama colto di sorpresa prende tempo, intanto effetti collaterali, Al-Qaeda colpirà anche noi con l'aumento della benzina, la crisi siriana, libica e irachena hanno fatto schizzare il prezzo del petrolio, per quest'anno la fattura energetica ci costerà almeno 9 miliardi in più. E poi Bitonci al lavoro, ruspe e multe anti-accattoni, in 3 giorni ribaltata Padova. Sfollati i campi nomadi e si studiano ordinanze contro i barboni. La città si prepara a scordare i disastri di 15 anni di guida Zanonato. Padova è cambiata più in 3 giorni a conduzione del neosindaco leghista Bitonci che nei 15 delle 3 giunte Zanonato. È carico come una mole il primo cittadino del Carrogio e con lui tutti quei padovani che vedono finalmente la loro città rinascere. Non è una sviolinata ma una constatazione della realtà. Infatti, sin dal giorno successivo alla vittoria elettorale, le novità per la città del Santo sono state molte. Quali? In primis la completa sintonia tra comune forze dell'ordine che hanno smobilitato colpi di ruspa il campo nomadi di Via Longhin alla prima periferia del capoluogo veneto e lotta aperta all'accattonaggio. I vigili non gireranno più le spalle ai cittadini ma dovranno effettuare controlli severi sugli accattoni. Studieremo più avanti un'ordinanza anti-accattonaggio per vietare completamente il fenomeno, commenta Bitonci. Altra misura immediata e concreta è stata la disdetta del contratto di noleggio delle auto blu. Andremo al lavoro con la nostra auto, sia io che gli assessori, e semmai utilizzerò la Panda del comune. In 3 giorni dalla mia elezione ho già fatto risparmiare 100.000 euro alle casse comunali, altre ne risparmieremo non appena sarà composta ufficialmente la giunta, perché provvederò al taglio dello stipendio mio e degli assessori, continua lo straripante neosindaco.
È una vera e propria rivoluzione quella in corso a Padova. Dopo anni di abbandono alla delinquenza del centro storico, Bitonci agisce repentinamente e va giù duro. Modifica dell'ordinanza anti-alcol che prevedeva la chiusura dei locali del centro a mezzanotte e il divieto di vendita di alcolici in alcune zone della città. Il leghista prevede esattamente il contrario, perché a suo dire è il consumo di bevande alcoliche che va colpito, non chi le somministra. I locali potranno rimanere aperti fino alle 2 di notte, i gestori liberi di vendere anche alcolici, ma la polizia municipale vigilerà e sanzionerà rigorosamente su ubriachi e molestatori. Certo, dopo anni di lassismo e sciatteria progressista, il compito della nuova giunta non è affatto semplice, e ne abbiamo discusso anche giovedì sera con Polledri in studio, chissà che cosa si troverà Bitonci, ma le promesse sono ottime e assolutamente in linea con la campagna elettorale. Bitonci sa bene che proprio il tasto della sicurezza gli ha permesso l'esploit di cacciare i comunisti dopo 15 anni di permanenza a Palazzo Moroni, e quindi ha premuto sull'acceleratore senza perdere un istante, eccetera eccetera. Insomma, a conclusione dell'articolo, se chi ben comincia a metà dell'opera, per Padova la svolta è storica. Lasciamo anche Libero, passiamo al Foglio. L'articolo principale, quello col titolo rosso, il giardino dei parrucconi, introduce poi un argomento che viene ripreso anche nell'inserto e riguarda Palazzo Spada a Roma, un bellissimo palazzo del Borromini con un giardino assolutamente meraviglioso, con palmizi, fontane barocche, eccetera, e che è stato praticamente trasformato a parcheggio. Parcheggio perché qui lavorano i consiglieri di Stato, e poi segue anche nelle pagine interne una foto della sala dove si riuniscono i magistrati, una cosa assolutamente meravigliosa, e francamente capisco anche perché poi certa gente si diventi poi casta intoccabile probabilmente vivere in questi ambienti. Magari se cominciassimo a tirare su un bel prefabbricato senza aria condizionata in periferia e mandarli lì a fare le loro riunioni, capirebbero un pochettino anche come vivono i poveri disgraziati la loro vita quotidiana. La PA si riformerà con calma, Renzi, Padoan e Visco, così finisce la sotterranea guerra delle entrate, delega al Parlamento sulla burocrazia. Intanto sugli sceriffi del fisco il Premier scavalchi il tesoro e sceglie la Orlandi, appunto la nuova direttrice dell'Agenzia delle Entrate. La spalla dedicata alla politica estera. Obama dice che non s'arruola nella guerra tra sciiti e sunniti in Iraq, e lo Stato islamico annuncia esecuzioni di massa di soldati, gli Ayatollah mobilitano migliaia di volontari, e la guerra praticamente è tornata e ha praticamente cancellato la finta democrazia portata da anni di occupazione americana e non solo. Tutti con Mineo, Serregini intervista il suo cane, Riotto comizi a Palermo, così generale Mucchetti ama i senatori PD in rivolta contro il bullo, 2 articoli che prendono in giro i senatori che hanno osato opporsi ai desiderata del messia del signorotto fiorentino. E la testuggine renziana, la prova Mineo, non si fanno prigionieri, anche il Foglio utilizza la stessa frase, e lo si vedrà appunto nella riunione della segreteria del Partito Democratico che si terrà oggi. Gli editoriali, in particolare Renzi e le manette della sinistra, perché essere più grillino di Grillo paga nelle urne ma non conviene, referendum alla GAD e una critica a Gad Lerner, che ha osato criticare il referendum con il quale appunto poi Grillo ha ufficializzato l'unione con Farage. Per Gad Lerner Farage oltre che euroscettico è anche un nazi fascista, e allora non va bene questo sondaggio fatto online, mentre
è andato bene il sondaggio fatto online con la quale i grillini hanno deciso l'abrogazione del reato di clandestinità. Interessanti come sempre le pagine interne, in particolare un nuovo ritratto al fulmicotone di Bertolt Brecht, l'opera di uno studioso di storia tedesca inglese, Stephen Parker. Praticamente un genio da 3 soldi, sconfessa e smonta in maniera piuttosto pesante il grande commediografo tedesco. Uomo di Berlino Est ma con conto in Svizzera, una nuova biografia rivela le ipocrisie di Brecht. Un passaporto austriaco gli permise di entrare e uscire dalla Germania dell'Est, di cui fu un bardo senza scrupoli. Sapeva degli arresti degli amici letterati a Mosca ma non intervenne mai, abbandonò anche delle amanti, implorò le autorità della DDR di dargli il lasciapassare per checkpoint, la miglior birra occidentale e un bagno personale. Insomma, ha venduto molto bene la sua capacità di drammaturgo. Passiamo al giornale. Mi manca oggi La Stampa, che non è arrivata, ahimè, nel pacchetto dei quotidiani che arrivano normalmente al sabato. Arriva invece regolarmente La Repubblica, ma prosegue la censura unilaterale. Il Giornale, la nuova sinistra, come ruba tutto il PD. Le intercettazioni svelano il sistema di finanziamento tra Coop Rosse e partito. Ultima promessa di Renzi, metto in riga statali e sindacati. Segue regolamentare editoriale di Stefano Zurlo. Una lettera pubblicata dal Giornale che praticamente è un po' di riflesso all'emendamento approvato l'altro giorno, emendamento proposto dalla Lega che riguarda la responsabilità civile dei magistrati. Una lettera appunto della moglie della vedova di Lelio Luttazzi: mio marito Lelio rovinato dai giudici che non pagano mai, mio marito in cella da innocente e nessun giudice ha mai pagato. La vedova di Luttazzi scrive al Giornale rivivendo il dramma giudiziario dell'artista e sulla responsabilità civile dei magistrati dice giusto che rispondano dei loro errori. Lelio Luttazzi, attore, cantante, direttore d'orchestra, musicista, regista, scrittore e conduttore televisivo, nel giugno del 70, all'apice del successo, venne arrestato insieme a Walter Chiari con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Passò 27 giorni in prigione a Regina Coeli prima di essere scarcerato e prosciolto da ogni accusa. L'errore giudiziario segnò a lungo la sua carriera e il suo animo, perché per lui fu complicato togliersi di dosso l'etichetta del sospetto, perché ogni volta che si parlava di lui saltava fuori quella brutta storia, eccetera, eccetera. Sempre poi dal Giornale: Orsoni molla la poltrona e spara a zero sui suoi, ora prepara la vendetta, e nel sistema PD delle tangenti spuntano anche le Coop Rosse. Altro che partito estraneo alle mazzette, nei Brogliacci emerge la guerra tra i consorzi veneti ed emiliani. Pressing sul consigliere democrata, trova contatti a livello nazionale. Renzi adesso sfida i dissidenti, Mineo 15 minuti di celebrità, PD sempre più spaccato, oggi è prevista un'assemblea di fuoco, il premier Renetto, basta palude, decido io, non si può vivacchiare, ma in aula mancano i numeri, anche se Renzi dice che non è così. Intanto l'anticasta Grillo si mette con l'evasore Farage, che non avrebbe dichiarato 205.000 sterline, per questo rischia la galera. E poi, per le notizie eclatanti della politica italiana, la formazione di un nuovo megagruppo, mega mini gruppo, lavoro in corso per unire nuovo centrodestra, UDC, SC e P, che francamente SC mi pare che Scelta Civica, lo 0,0 di Monti, e P non so veramente che cosa sia, penso che sia il nuovo saranno i popolari, che ne so, P, popolari italiani sono, Giulio, sì. No, perché adesso c'è anche il Partito Italia, no, nascente da Passera, per cui anche qui poi si unirà questo mini megagruppo. Anche
giornale, la rivoluzione del primo cittadino leghista di Padova, il sindaco licenzia gli autisti, Bitonci annulla i contratti di noleggio delle macchine di servizio, meno 100.000 euro. Il neosindaco leghista di Padova Bitonci parte a 1.000 all'ora, in un colpo solo ha dato ordine di intensificare i controlli sugli accattoni, disdetto i contratti di noleggio delle auto blu e firmato ufficialmente la modifica dell'ordinanza anti-alcol. E fa finta di niente il giornale, ma ha anche fatto Radio Rasuole un centro abusivo. E intanto Renzi tiene nel cassetto i fondi UE. Beh, nel cassetto ne ha parecchi di fondi, se calcoliamo il residuo fiscale delle regioni padane che si porta via, nonché i soldi bloccati dal patto di stabilità. Intanto il giornale segnala che da 6 mesi l'Europa ha stanziato 75 milioni di euro a favore dell'Italia e le associazioni si lamentano, il ministro del welfare non li ha ancora distribuiti e evidentemente li tiene lì a fare interessi. E dagli esteri, il nord dell'Iraq, trappola per i cristiani, rischio massacro, dopo la Crimea un'altra figuraccia della CIA. Gli 007 colti di sorpresa inascoltati e Washington si spacca sull'intervento. I passi falsi della Casa Bianca è il titolo di questa analisi. Così Monti ingannò i Marò per farli tornare in India, posseggono le esternazioni dell'ex ministro Terzi, censurato e criticato per il suo operato in India, operato che stava cercando di portare qualche risultato concreto e per questo fu probabilmente dimesso. Un altro caso assolutamente vergognoso, ignobile, che arriva dall'India e addirittura apparso su YouTube, un furgoncino da cui si escono urla inequivocabili, urla di dolore, di richieste di aiuto di una donna che stanno stuprando appunto a bordo di questo pulmino. E poi anche qui una roba che chissà perché mi fa venire in mente che i giornalisti italiani non la raccontano molto giusta, hanno parecchio la coda di paglia, e fra l'altro per combinazione, l'ho visto ieri sera nella trasmissione a cui ha partecipato Castelli, hanno trasmesso questo spot che sta trasmettendo la TV pubblica svizzera, in cui si vede un signore che dentro nel suo giardino tutto fatto di foglie secche e di erba bruciata sta innaffiando il giardino del vicino, che è assolutamente rigoglioso e tutto verde. E anche qui il titolo è abbastanza così sintomatico di una coda di paglia che i nostri giornalisti e di una certa strumentalizzazione che fanno nei confronti della Svizzera. Se per ora gli svizzeri, il nostro prato è più verde. Beh, questo spot chiudeva dicendo, beh, insomma, voi non innaffiate il giardino del vicino che diventa bello, pensate a mantenere verde il vostro giardino, e chiudeva appunto dicendo che bisogna difendere le imprese nazionali, cosa assolutamente condivisibile. Anche ieri sera il giornalista è rimasto particolarmente sconvolto da questo spot, chissà perché, ricondotto subito a spot anti-italiano. Invece Castelli ha detto: hanno fatto benissimo gli svizzeri a fare questo spot, perché è giusto che un popolo che lavora sostenga e difenda le proprie imprese. Anzi, giustamente Castelli ha auspicato che spot di questi generi partano immediatamente anche qui da noi. Versilia invasa dai Vucumprà, Briatore capeggia la rivolta, boom di venditori abusivi e massaggiatori. Un tweet di Mr. Billionaire scatena la polemica, spiagge assediate da ambulanti e nessuno fa nulla. Il tweet di Briatore: è inaccettabile l'invasione di ambulanti sulle spiagge, nessuno ci tutela, dove sono i vigili? Solo se alzi un po' la musica arrivano. Apriti cielo, o meglio apriti mare. Polemiche e reazioni a non finire. Il dibattito, tutt'altro che nuovo, dire il vero, aperto, e per chiuderlo ci vorrà un bel po'. Le parole del titolare del Twiga, noto stabilimento balneare, fa il pieno di ritwittate, a cominciare da quella del primo cittadino di Marina di Pietrasanta, Domenico Lombardi, che scende in campo, anzi in spiaggia, per difendere la polizia municipale, invitando Briatore a guardare meno al particolare e più alla problematica nel suo insieme. Bella frase
tipica di chi tende a lasciare i problemi irrisolti. Ma Briatore non molla e rilancia. Se continua così, a luglio-agosto ci saranno più ambulanti che clienti. Critiche distruttive? No, sono critiche propositive. Basterebbe assegnare zone di vendita ambulante sulla battigia per chi ha voglia di fare shopping e lasciare gli altri in pace. Un provvedimento di semplice buonsenso che però, in quanto appunto di semplice buonsenso, non sarà preso in considerazione dal sindaco e compagnia bella. Anche sul fronte massaggiatori porta a porta, Briatore non le manda certo a dire, i massaggi ambulanti sono orribilmente antigenici. Non mi stupirei se a luglio poi proponessero pure l'agopuntura. Ma anche da questo orecchio il sindaco Lombardi non ci sente poco. Beh, d'altronde è il sindaco di giunta di sinistra, giunte che sono molto più attente ai problemi degli invasori clandestini, quelli che lavorano abusivamente, a cui non viene richiesto un cazzo di documento, un cazzo di certificazione, un cazzo di certificato sanitario, come viene invece fatto a quei poveri fessi che lavorano in maniera regolare. Pubblicità. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile (4422). Eccoci tornati in diretta, riprendiamo con il giorno, poi apriremo le linee. Fra l'altro un saluto e un ringraziamento a tutti i volontari che anche oggi sono qui nel salone delle conferenze stampa e degli incontri della Lega Nord a scrutinare tutte le firme, a valutarne la validità, proprio perché bisogna estrapolare delle firme che siano assolutamente presentabili, che non presentino errori, in modo da non poter dare adito poi a eventuali scarti. È veramente un saluto affettuoso e un ringraziamento a una ventina, mi pare, ha detto, vero Giulio, che sono qui sopra, e ce ne vorrebbero molti di più, perché sono veramente decine e decine di migliaia
le schede già arrivate. Passiamo comunque al giorno. Statali, una rivoluzione, sia trasferimenti obbligatori, dirigenti licenziabili, Renzi così 15.000 posti. Attenzione, anche qui si parla di quello che vorrebbero che fosse, poi dopo dal dire il mare c'è di mezzo il mare, magari ci sono di mezzo anche i sindacati. E intanto, a proposito degli famosi 80 euro, no, che i bravi giornalisti si ostinano a far passare come una luce in fondo a un tunnel, una nota finalmente positiva, ricordo che a monte di questi 80 euro, che fra l'altro non sono neanche andati in quantità, in questa quantità a tutti, perché c'è gente che degli 80 euro poi se ne è viste arrivare solo una quindicina, a fronte appunto di questa donazione sono state aumentate 2 volte le accise della benzina, sono stati tolti i sussidi i familiari, e adesso appunto arriverà anche l'aumento del bollo. Speriamo veramente che Maroni riesca in un modo o nell'altro quantomeno a tamponare l'aumento o cercare prima possibile di ridurlo fino ad arrivare all'eliminazione. La cosa è parecchio difficile, ma già qualche provvedimento in questo senso è stato fatto, per cui siamo sulla buona strada. Comunque, amici, preparatevi a un esborso del 12% del costo del bollo a partire dall'anno prossimo. Orsoni molla la poltrona, tutta colpa degli ipocriti, Dell'Utri subito in carcere, in tasca soldi e cellulari, e poi Renzi che sfida i dissidenti, basta mediazioni, sono i titoli principali della prima pagina. Mobilità obbligatoria e licenziamenti, è partita la rivoluzione, risparmi su ricette mediche e rogiti, ma arriva la stangata bollo auto, nel mirino anche ACI e pubblico registro automobili. Si parla di taglio di costi per le prefetture, anche qui è assolutamente inspiegabile come non facciano loro, i politici romani, il referendum che per quali sta raccogliendo, ha raccolto le firme la Lega Nord, che prevede l'abolizione definitiva delle prefetture, un pozzo che costa un sacco di soldi, in cui vengono buttati un sacco di soldi, anziché ridurre, riformare eccetera, lo si taglia e si pone fine a questa inutile veramente residuo fascista. E poi superpoteri a Cantone, che potrà commissariare gli appalti, e dopo la nomina ormai ufficiale e con l'assegnazione dei poteri richiesti, il super commissario potrà cominciare il suo lavoro, si occuperà non solo dell'Expo ma anche del Mose, da quello che ho capito, e tutto questo fa dire a Sala, il responsabile insomma dei cantieri dell'Expo, dei padiglioni dell'Expo, siamo ancora in tempo, molti cantieri però finiranno proprio all'ultimo momento nel 2015. Proviamo le linee, Giulio, 02 66 20 35 29 e 346 6427 756 il numero per gli SMS. Vediamo se sono in funzione, tentiamo un aggiornamento. Eccolo qua che ce n'è uno. Trasformismo, questo è interessante, bisogna che mi trovi il numero degli SMS del PD da dare alla signora Carla, perché da noi ex democristiani dei trasformisti evidentemente prende anche alla mattina il caffè corretto questa signora. Abbiamo già una telefonata, pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Allora, un messaggio alla signora Carla e ai signori che votano PD o Forza Italia eccetera. Tra i fiumi di parole che vengono detti non ne viene detto uno, che la politica non è delegare e stare a subire ciò che chi hai delegato non fa per te perché ha altri interessi. La politica è partecipare, ed è quello che sta facendo la Lega da sempre, cercare di tenere l'attenzione sveglia dei cittadini troppo spesso storditi da tante puttanate che vengono scritte sui giornali o mandate in televisione. Non dobbiamo mai dimenticare che il cittadino è sempre e comunque dal potere
utilizzato come bancomat, utilizzato come zerbino. La politica è far partecipare le persone devono riappropriarsi della democrazia, ripeto e poi chiudo, democrazia non è solo delegare, ma è controllare ciò che fanno i politici che sono stati eletti e nel caso partecipare attivamente con tutti i mezzi possibili purché leciti. Quindi voi del PD, che molto spesso vi lamentate dei vostri politici, controllate se fanno quello che dite voi o se fanno quello che vogliono i poteri forti e a voi vi fregano sempre e comunque, e non utilizzo un altro termine per non essere volgare. Padania libera, ciao a tutti e grazie. Ciao Marco, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, ascolti, io vorrei dire al dottor Saino Sabini che lui doveva chiamare la Chiesa la scimpanzé africana, non dire che è un orangotango, ha capito? Scipione cosa faceva per il governo, per l'imperatore di Roma? Conquistava i territori dell'Africa del Nord. Loro vogliono conquistare i territori dell'Europa, ha capito? Con il principio del piedino, dove metto il piedino è mio. Va bene, va bene, va bene. Posso proseguire? Va bene. No? Va bene. Perché non apro le porte? Quella chilense fa entrare, io vado lì, metto il piedino e gli occupo tutta la casa. No? Certo. E comando io. Certo. Ha capito? Certo. Perché loro hanno un'altra caratteristica, che hanno il rubinetto e il lavandino è sempre aperto. Il rubinetto è il pistellino dell'uomo e il lavandino è quell'altra cosa della donna. Sempre aperto, ha capito? Ho capito perfettamente. Beh, d'altronde, grazie amico ascoltatore, d'altronde diciamo questa filosofia del conquistare le nazioni grazie al ventre delle donne è una cosa più che risaputa, insomma, è uno dei fondamenti dell'invasione clandestina. Infatti non per niente adesso poi con questa storia anche dello Ius Soli che arriveranno milioni di donne incinte e sicuramente questo conferma quello che ci ha appunto raccontato anche l'ascoltatore. Pronto? Pronto? Sì, sei in linea. Sì, buongiorno, Giuseppe da Milano. Sì, Giuseppe. Senti, volevo chiederti una cosa, ma come sono andati? Io ho votato tutti e 6 i referendum. Sì. Allora, siccome non ne parla nessuno, figurati le radio, le tv pubbliche, ma come sono andati? C'è qualche referendum che ha raggiunto il quorum? Stanno facendo adesso, stanno facendo adesso, stanno proprio anche oggi, sono qui sopra in Bellerio 20 volontari a controllare tutte le firme, tutti i certificati elettorali. Mi auguro che almeno i più importanti. Ma io non lo so, io so che di scatoloni ce ne sono veramente una marea e che sono decine e decine di migliaia quelle che stanno già verificando. Dovreste chiedere comunque alla Rai TV, che veramente è servizio pubblico ai partiti, però a certi partiti, che dessero queste informazioni che sono di pubblica utilità, anche perché sento dire dall'Unità, sento dire da Rai 3, che equivale all'Unità più o meno, che vogliono eliminare la legge Fornero per gli statali. Ma ditelo che l'ispirazione è venuta dalla Lega, hanno paura di parlare. Ma comunque va bene, grazie Giuseppe. Allora, sul fatto che la Rai ha sempre censurato tutto quello che fa la Lega Nord non è una novità, siamo arrivati comunque fino qui anche senza l'informazione pubblica, anche questo mi sembra una delle ragioni fondamentali per eliminare dalle nostre agenda delle tasse il canone RAI. Poi per quello che riguarda i dipendenti pubblici si era sparsa un po' questa voce, ma è stata assolutamente smentita, almeno poi dopo non lo so se verrà ripresa, proprio per non creare delle differenze tra le categorie dei lavoratori. Per cui anche per gli statali è in vigore tuttora la legge Fornero, salvo alcune modifiche di prepensionamento a costo, praticamente a stipendio zero per quelli che hanno già accumulato il quantitativo sufficiente per andare in pensione, ma questo dipenderà esclusivamente da un fatto di eventuale sovrannumero dei dipendenti pubblici, in particolare se ci saranno poi troppi esuberi.
Abbiamo telefonato e vediamo. Intanto ricordo che anche questa mattina Radio Padania seguirà la raccolta firme per cui ci saranno collegamenti in diretta con le postazioni, con i gazebo, con i banchetti, dopo la rassegna stampa. Adesso raggiungerà in studio Alfredo Lissoni, e poi che per appunto un filo diretto dedicato alla raccolta firma per il referendum, in questo caso la raccolta firma per il ripristino del reato di immigrazione clandestina, e dopo Lissoni sarà in studio Alessandro Morelli. Intanto abbiamo altre 2 telefonate, le passiamo. Pronto? Sì, pronto, architetto, buongiorno. Buongiorno. Stamattina alle 6:30 c'era un'ANSA che diceva nuovo record del debito pubblico ad aprile, oltrepassati i 2.146 miliardi, in crescita di 26 miliardi rispetto a marzo. Fantastico. Sì, infatti ne abbiamo data ampia notizia e commento, una delle prime notizie, e questo diciamo è la dimostrazione che tutti i soldi che ci rapinano non servono assolutamente a nulla. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io volevo dire, ho ascoltato l'altro giorno la Camera che doveva... il rifinanziamento della Mare Nostrum, tutti gli interventi dei vari partiti, mi è venuto il volto a stomaco, ma io mi dico, ma dove vivono queste gente? Non si accorgono che la criminalità è aumentata, i furti sono aumentati, invece di dare i soldi a Mare Nostrum non possono darli alle forze dell'ordine che sono sempre più a terra, senza benzina, senza... non so perché mi è venuto proprio un volto a stomaco per sentire... Sembravano, scusi, a me ha dato l'impressione di sentir parlare degli esponenti eletti dai clandestini e dagli scafisti. Infatti, più di discorsi, ma la gente non capisce che non sono là per... È solo la Lega che difende su questa questione, non so. Va bene. Solo questo volevo dire, grazie. Grazie. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Le telefono da Milano, architetto. Sì. Mi manca l'ultimo referendum, adesso ho fatto diverse volte anche ieri il 66-234, ma non mi risponde nessuno. Allora, in Milano, per caso, qualcuno... In che zona di Milano? Ma guardi, io col metro raggiungo... Beh, ma lei che zona? Perché se compra la Padania oggi c'è sull'elenco di tutte le postazioni. Mio marito non me la prende, quindi... Perché? Ma allora si chiede subito il divorzio, no? Non lo so io. Comunque in che zona è lei? Io sono zona 2, posso fare Loreto, Via Dante, Cordusio, oppure un altro... Piazzale L'Agosta, Piazza Argentina. Ah, perfetto, Argentina c'è. Piazza Argentina, oggi 14 giugno, sabato 14 giugno, dalle 10 alle 18, Piazza Argentina. Perfetto, domani da nessuna parte? No, domani mi pare di no, mi pare, ce n'è qualcuno anche domani, ma a Milano non mi pare. No, Argentina è ottimo. Va bene, prego, nuovo, arrivederci. Pensa a te, il marito che non compra la Padania alla moglie, ma io vedo il marito, ragazzo. Pronto? Buongiorno, buona Padania. Buongiorno. Senta, ma il governo si rende conto che sta sbagliando? Vuole offrire 15.000 posti di lavoro di statali, ma deve diminuirli. È cresciuto il debito, ma che cosa sta facendo? Ma quello a spese nostre, perché non è che lui spende i suoi soldi, spende i nostri soldi. Certo. E il debito è aumentato. Come mai? Diminuisca gli statali, ma gli statali di Roma, di quelli che sono lì al Parlamento. Devo diminuire la gente che lavora dentro quei posti, li sono troppi, costano un bordello di soldi. Auguri, arrivederci. Grazie. Pronto? Caduta la telefonata? Pronto? Sì, sono Raja. Eccoci. Prego. Posso andare in diretta? Sì, ci sei. Ecco, perfetto. Allora, io ti dico, sono l'ex sindaco di Curzio, Baraggia. Sì. Allora, ritorno sul discorso del finanziamento di Mare Nostrum. Sì. Ti porto il mio esempio concreto. Stazione dei Carabinieri di Bernareggio. Sì. Non avevano la macchina, giravano a piedi perché la macchina era rotta e non c'erano i soldi per aggiustarla. 3 anni fa eravamo a farci gli auguri di Natale,
siamo 4 sindaci, Aicurzio, Bernareggio, Ronco e Carnate. Sì. Io, sindaco di Aicurzio, ho proposto di acquistare una macchina ai carabinieri con i soldi dei 4 comuni, e così abbiamo fatto. Quindi i carabinieri di Bernareggio hanno una macchina con la loro livrea pagata dai 4 comuni. Sì. Questo sia esempio e faccia riflettere tutti gli amici padani. Ciao, un abbraccio. Grazie, grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo dire una cosa. Questi cosi, questo italiani, questi sinistroidi che dicono che l'Europa non viene incontro agli extracomunitari che vengono qui con la nave, sì, no? che ci hanno abbandonato e che non intervengono anche loro. Non lo sanno che non è che l'Europa è tornata a prendere con la nave e portatela in Italia, non ha detto niente. Cioè, come che io do una cosa grazie a una persona, poi voglio i soldi. Cioè, loro vanno a prendere, nessuno li ha obbligati a prendere con la nave. Io non sono tanto d'accordo con questo, sai. Io penso che l'Italia, se fa certe cose, è perché ha ordine di fare certe cose. Ma non è giusto questo. Non è giusto, ma quante cose si fanno sulle spalle degli italiani che non sono giuste? Lo vedono tutti queste cose, vi sono cose davanti a tutti gli occhi, anche di quelli di sinistra che tengono questa gente qui. Sì, questo. Cioè, io dico, vado a rischiare la vita, non ci vado, io non sono nuotare, ma non ci vado dentro nel mare, io non prenderei mai una barca così, tanto sono sicuro che prima o dopo lascio le piume, è inutile che vado. Va bene, va bene, salve. Insomma, il problema non è che a un certo punto i governanti italiani si svegliano una mattina e dicono adesso facciamo invadere, trasformiamo tutta la penisola italiana in un grande campo profughi africani. Evidentemente c'è qualcuno dall'alto che tesse le fila. Non dimentichiamoci che gli ultimi 3 governi che abbiamo subito, governi di personaggi che sono arrivati e non sono stati eletti ma sono stati imposti, questi sono venuti semplicemente per far rispettare gli ordini che arrivano dalla Germania. Perché sono stati messi al potere gente non eletta? Perché l'Unione Europea aveva il sacrosanto terrore che, per esempio, il governo Berlusconi non accettasse così di buon punto, avendo dentro anche la Lega come parte integrante, tutti gli ordini di smantellamento economico che arrivavano dall'Unione Europea, e per quello poi dopo la storia, insomma, l'abbiamo sentita tutti, no? Abbiamo sentito Luttwaffe, abbiamo sentito Friedman, no? Tutto quello che è successo, l'avvento di Monti, Napoletano, Letta, eccetera eccetera, per cui state pur tranquilli che questo discorso di Mare Nostrum non è assolutamente farina del sacco esclusivo di Roma e del Vaticano. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, scusate, gli stati da cui provengono tutti questi scafi e scafisti sono 200 nel mondo. Tutti questi stati hanno un ambasciatore e dei consoli sia nello Stato del Vaticano che in Italia. Quando arrivano, che approdano, si chiamano gli ambasciatori e gli si affida a loro, a questi stati, che siano loro a provvedere il mantenimento. Non possiamo andare avanti diversamente. Certo, ma questo è un ragionamento di buonsenso, ma ragionamenti di buonsenso in Italia non si fanno, stai pur tranquilla che non è mai stato fatto. Queste sono convenzioni internazionali. Ma figuriamoci, l'Italia di Renzi, di Letta e di Monti cosa se ne fa delle convenzioni internazionali che vanno a favore della propria gente? Utilizzano le convenzioni. Quando li scaricate davanti all'ambasciata. Ma questa qui è un'utopia, cioè quello che sta dicendo lei potrebbe avvenire solamente se il governo fosse guida leghista, tutti questi altri se ne fregano, parliamoci chiaro, questa gente qui, il Vaticano, Roma e l'Unione Europea se ne fregano di queste cose. L'Unione Europea è solamente una scusa per massacrarci di tasse e basta, tutto il resto. Ma scusate, quando questi qui vengono scaricati,
Dico che provengono da un posto o dall'altro. Quindi per avere l'asilo politico... Ma lei ha ragione, lei dice come dovrebbero essere le cose, però non sono... Ma questa è la Costituzione, c'è anche una magistratura in Italia, non ci sono soltanto i partiti. Questo compito è il compito della magistratura. Ma se ne fregano, perché se no non saremmo ridotti come siamo. Allora scusate, se ne fregano tutti riprendiamo i forconi. Brava, e ci arriveremo tra poco, grazie. Perché se no questo comportamento si chiama satanico. È altro che satanico. Ed è un comportamento satanico, va eradicato dal territorio, va sradicato. Va bene. A cominciare dai testi che lo attestano. Va bene, grazie. Comunque, lei ha ragione, dice delle cose sacrosante, ma la realtà è esattamente l'opposto. Pronto? Sì, ciao. Mi senti? Sì, adesso sì. Ciao. Senti un po', allora, io volevo chiedere, non ho capito ancora cosa vuol dire Mare Nostrum, cioè cosa vuol dire, in che senso? Che è nostro e che nessuno deve più venire o che deve arrivare una schioppettata di gente? Non l'ho capito io questa cosa qua. Cosa vuol dire Mare Nostrum? Diciamo Mare Nostrum probabilmente è riferito ai politici di Roma che dicono il mare è nostrum e ci facciamo quello che vogliamo. Bello schifo, facciamo arrivare tutto il mondo qua, ma come cavolo gli va più? Qui il lavoro manca, io sono per conto mio, non ho più un cazzo da fare. Guardiamo i numeri e questi ci tassano, non so come più, guarda, non so più cosa dire. Grazie, ciao. Io ho definito, domani lo leggerete sulla Padania, no, su questo argomento, che i governi romani, specialmente gli ultimi, che sono specializzati nello svuotacarceri, e questo in particolare si sta specializzando nello svuota Africa. Pronto? Pietro da Brescia. Buongiorno Pietro. Ciao, ascolta, io proprio mi sono appena alzato e mi sono già arrabbiato perché mia moglie prende il Brescia oggi, no? Io abito a Brescia, qualche volta lei gli piace leggere le notizie qua di Brescia. Certo, quelle locali. Non ci sono. Vedo in prima pagina che aumenterà il bollo della macchina dal 2015 dal 12%. Del 12%, no? Poi vedo le solite clandestini che sbarcano. Poi vedo il sindaco Orsoni che è stato costretto a dimettersi dal PD, poi vedo e dopo si va a votare e loro prendono il 40%. Noi diciamo cose giuste da 20 anni e prendiamo il 6% e tutti si lamentano. Io non riesco a capire una cosa, porco cane, ma perché non riusciamo a sfondare dicendo cose logiche, giuste, e io non riesco a capire, o che siamo proprio così ignoranti noi italiani del nord, ma adesso ci metto dentro anche quelli del sud perché ci sono anche là delle brave persone, sicuramente ci sono anche là, però non possiamo andare avanti così, porco cane. Uno che va in giro come Renzi a raccontare frottole, bugie, tutto prende il 40%. E io ho anche la sfortuna di essere calciatore. C'è il Bruzzone che ha preso 4.000 preferenze e la Chieng ne ha prese più di 90.000. Bruzzone, che io l'ho sentito parlare, è una grande persona secondo me. Questa è l'Italia, ma ci rendiamo conto purtroppo, caro Pietro, questa è l'Italia. Quello che tu hai raccontato, che hai letto dal quotidiano di Brescia, non è nient'altro che una normale giornata italiana, una normale pagina di quello che succede quotidianamente in Italia. Non so se abbiamo ancora una telefonata. Pronto? Sì, ciao, buona Padania, sono Rinaldo da Como. Mi permetto di correggerti un attimo in riferimento al discorso legge Fornero statali. Sì. La riforma che quel manipolo di delinquenti portando avanti dalla pubblica amministrazione, tra le altre cose prevede praticamente, in buona sostanza, costoro stanno assumendo 15.000 nuovi dipendenti. Non è che stiano facendo una riforma, perché tutti coloro che stanno lavorando adesso non vengono né licenziati, nient'altro che prevedono prepensionamenti. Ora, dato che la mobilità non spostata nei 50 km, significa che praticamente nessuno uscirà dalla pubblica amministrazione, faranno un certo numero, qualche migliaia di prepensionamenti alla faccia di tutti gli esodati, i 300.000 esodati che ancora non riescono a vivere e a mangiare in Italia, fanno prepensionamenti
Di conseguenza la legge Fornero per gli statali non vale. Ma io non lo so, perché qui io adesso stavo leggendo anche sul giorno, parla praticamente di potrà essere congedato chi ha 2 anni dal ritiro e solo in caso di esuberi, per cui non lo so, poi staremo a vedere, insomma. Ecco. Ma infatti, ma quello che intendo dire io, che in primo luogo se ci sarà qualcosa saranno prepensionamenti. Se non sono prepensionamenti, cosa faranno? Assumono 15.000 persone di più per avere tutta la stessa identica burocrazia e non modificare assolutamente nulla. Sì. Questa è una presa in giro, se mi permetti. Buona Padania. Grazie, buona Padania. Abbiamo l'ultima telefonata, pronto? Allora, io vorrei dire una cosa. Mare Nostrum, cambiamo la frase. Ehi fu Mare Nostrum. E poi dico la legge Fornero. Tutti gli operai poveri sono stati messi esodati, ma i parlamentari non sono operai dell'Italia. A loro non è permesso di essere esodati un pochettino. Sì, assolutamente. Questo d'altronde non per niente la Lega si è fatta il mazzo per raccogliere le firme contro questa legge assolutamente terrificante, che praticamente è un'ulteriore prova che questo Stato è uno Stato biscazziere, uno Stato che non rispetta i patti che fa con i suoi cittadini, uno Stato che è capace di chiedere esclusivamente il rispetto delle regole a tutti i suoi sudditi, ma quando è il caso poi di rispettarle lui si tira indietro. Poi c'è una cosettina che mi viene in mente. Ho sentito un giorno, tempo fa, che la Boldrini ha 27 guardie del corpo. Lei che è entrata in quel posto con una posta dicendo che avrebbe fatto le cose più umili del mondo. 27 guardie del corpo. Adesso io, grazie, devo salutare perché devo chiudere la trasmissione, non so che titolo, però ha un bel mucchio di persone che stipendia, che la coccolano e la venerano come giustamente è, dato che lei è la regina della Camera. Comunque i soliti discorsi, no, di risparmi eccetera eccetera, poi dopo quando ci si siede, se si hanno certe mentalità, insomma si apprezza il potere, si apprezzano i lussi e i privilegi che dà il potere, e è molto molto difficile poi ridurre questi privilegi. Bene, lascio il microfono all'amico Alfredo Lissoni che vi terrà compagnia mi pare fino alle 11, poi subentrerà Alessandro Morelli, ovviamente